All'interno dell'area che ci interessa, che è quella friulana nord-orientale, quindi che comprende parte della Carnia, la Val Canale, Canale del Ferro, la Val di Resia, troviamo anche la presenza di varietà slave, slave slovene. In modo particolare le due varietà principali sono quelle della Val Canale, quindi del territorio del Tarvisiano, dove è presente ancora una comunità che parla una variante slovena detta zegliano, e poi c'è la varietà naturalmente fortemente caratterizzata che era quella della Val di Resia. Bene, la differenza, diciamo differenze fondamentali tra queste due varianti, tra queste due varietà, sono naturalmente la diversa presenza all'interno delle stesse di elementi provenienti dal friulano in modo particolare. Per quanto riguarda la varietà resiana, dobbiamo dire che la Val di Resia ha sempre fatto parte, già dai tempi del Ducato Longobardo del Friuli e quindi col Patriarcato d'Aquileia e quindi con la Repubblica Veneta e quindi con il Regno d'Italia, ha sempre fatto parte della comunità friulana e si può dire che sia patrimonio comune per i resiani anche la competenza attiva del friulano. È differente la situazione invece per quanto riguarda la Val Canale, perché nella Val Canale soltanto dalla fine della Prima Guerra Mondiale, quindi dal 1918, la valle è passata sotto il Regno d'Italia e soltanto da quel momento lì ci sono stati forti contatti con la comunità friulana e con la comunità italiana nel suo complesso. Quindi minore, possiamo dire, è il grado dell'influenza e del contatto che c'è stato tra le varietà slovene della Val Canale rispetto alle varietà friulane. Questo diciamo, si riflette in qualche modo anche su quello che è l'atteggiamento della popolazione locale relativamente alla questione della lingua, dal momento che mentre per la Val Canale è più accettata, si può dire, l'idea di questa comunione, diciamo comunione con la comunità slovena nel suo complesso, quindi della Slovenia, insomma della Repubblica di Slovenia, per quanto riguarda la Val di Resia, tali sono le differenze tra il resiano e lo sloveno standard, che notevoli sono anche le resistenze all'insegnamento e all'introduzione dello sloveno nella Val di Resia, dal momento che la popolazione locale teme di perdere quella che è la sua identità linguistica.